Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around, this is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare dalla nostra icona in alto a destra, ci ritroviamo nell'isoletta di Tulum e appunto una bella nota ci fa capire che non ci dobbiamo fare individuare e non uccidere da nessuno. Allora, il nostro obiettivo principale è trovare James Kidd, però prima di giungere a questo ragazzi, torniamo un attimino indietro per capire dove ci ritroviamo. Vi ricordate che all'interno del gameplay precedente a questo ci ritrovavamo a Great Inagua, una cittadina sperduta nel nord-est del panorama appunto caraibico. Eccola qui, è un'isoletta appunto molto famosa all'interno della quale ho stabilito anche un piccolo covo dei pirati. Più avanti vi farò vedere di che cosa si tratta, perché appunto volevo prima capire bene come usufruire di questo bonus e poi appunto farvi vedere come funzionava. Allora, abbiamo salpato, vi faccio vedere tutta la rotta da Great Inagua per arrivare direttamente in un luogo che ci ha indicato James Kidd. James Kidd appunto è una sorta di coprotagonista, un personaggio secondario però di una certa importanza, che mi ha indicato un luogo sconosciuto sulle mappe dove ottenere un grande tesoro, ed è proprio qui nell'altopiano di Connitor, da queste parti. Eccoci qua, e appunto sono riuscito ad arenare il piccolo cetriolo di mare nei riguardi di questa bella baia che appunto si è presentata, quindi mi sono diretto immediatamente da questa parte. Il viaggio è stato molto lungo, circa 15 km, e ho avuto modo di provare nuovi componenti per la nave che vi farò vedere più avanti. Innanzitutto vediamo di procedere. Allora, vi do alcune informazioni. Ci troviamo in un'isola appartenente agli assassini, quindi sicuramente non siamo i benvenuti. Intanto qui ci hanno lasciato un bel forziere per farci qualche birra nel momento in cui arriveremo più avanti. Bene, argento e anche una bella quantità di denaro. Allora, sicuramente saranno settimane che non ci facciamo un bagno, quindi procedere verso il mare è una buona idea per spazzare la fabbrica di pidocchi che appunto abbiamo sulla testa. Benissimo, allora ci stiamo avvicinando. Trovare James Kidd. Allora, James Kidd si ritrova a circa 80 metri dalla nostra posizione. Vi racconto un po'. Parlava appunto, perché nel gameplay precedente appunto eravamo a Great Inagua, James Kidd ci stava aspettando all'esterno con l'imbarcazione e quindi mi sono dimenticato di farvi vedere il filmato finale, e in pratica ci ha narrato di un luogo, ovvero l'altopiano di Tulum, all'interno del quale vi erano particolari tesori, bottini proprio spaventosi, e quindi l'abbiamo raggiunta. Vediamo un pochino se ha ragione. Intanto vi posso citare sicuramente che in quest'isola appunto non siamo i benvenuti e sicuramente non possiamo farne uso né di spade, né di lame celate, né di pistole, ma esclusivamente di bombe fumogene e di pugni. Bene, allora abbiamo davanti un bel ragazzone con probabilmente una spada sulle spalle. Vediamo se possiamo attirarlo. È una missione sicuramente da giocare da furtivi. Bene, procediamo ragazzi. Attenzione, forse possiamo farla a pezzi. Vieni qua, bello. Perfetto. Allora, obiettivo secondario: stordisci gli assassini, deprediamo. Importantissimo ragazzi. Ok. Allora, James Kidd è proprio all'interno della foresta. Vediamo come possiamo arrivarci. Diversi assassini là davanti. Meglio procedere dall'esterno, ok? Ci laviamo anche i piedi. Faremo una puzza tremenda. Nell'equipaggio saremo nominati come i puzzoni principali, ragazzi. Non ci gettiamo in mare da 2 settimane. Allora, vediamo un po'. Zona non disponibile, però attenzione che qua una guardia si sta avvicinando. Vediamo se possiamo fare a pezzi questo ragazzone. Vieni qua, amico mio. Oh, wow! Ci sta appunto per vedere. Beccati questo. 3 costole inclinate e completamente distrutte. Benissimo. Un altro bel forziere appunto davanti a noi. 309 real, molto bene. Allora, continuiamo a procedere. Vediamo un po'. Attenzione che è una zona vietata, Perfetto. Sì, appunto, ci ha narrato di un'ubicazione. Ci ha dato anche le coordinate, latitudine, longitudine per raggiungere questo posto. Ma dice James Kidd che qui si ritrova un grande bottino appunto da scovare. Sicuramente questi assassini fungono da guardia. Allora, seguiamo la strada dei fuochi fatui, ragazzi, per ritrovare il nostro personaggio principale. Però, ragazzi, è abbastanza strano. Non ho mai capito se questo James Kidd appunto è un uomo o una donna, perché dal nome può sembrare appunto un maschio, però nel momento in cui si vede proprio assomiglia proprio a una donna. Vabbè, innanzitutto vediamo di toglierci anche questo dubbio. Attenzione. Olè. Bene. Allora, completamente nell'ombra. Analizziamo la situazione circostante. Allora, 3 guardie davanti a noi. Intanto questo ragazzone qui che si avvicina, gli possiamo fare barba e capelli con un bel pugno, Vieni qua, amico mio. C'è sempre il nostro caro Jeb destro che ci accompagnerà. È anche un po' sordo, Vieni, bello, attenzione. Eccolo qui. Attenzione alla Hitman Absolution. Preso, vieni qua, bello mio. Allora, possiamo anche assassinarlo, però non vi è l'opportunità e neanche l'occasione di farlo. Ok, lasciamolo qui nell'erbetta, farlo divorare dalle lumache. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Ancora in avanti, 60 metri.
Vediamo. Allora, un baobab gigantesco qui davanti a noi. Guardate un po', una bella casa sull'albero la potremmo costruire qui, eh? Allora, 3 guardie che ovviamente si alternano a turni di 2-3 secondi. Vediamo di andare a sinistra. Bene, bene. Oh! Attenzione ragazzi, perché se per caso venissimo adocchiati da qualcuno di loro andremmo a perdere la missione definitivamente, perché non è possibile farsi scoprire. Attenzione. Eccolo. Bene, procediamo in avanti. Ottimo. Allora, vediamo un pochettino. Io direi, per procedere dalla parte in pietra, queste scale che abbiamo davanti, l'unico modo per arrivarci è quello di far fuori appunto uno di questi 2 ragazzoni. Sempre pugni nelle mani, eccole qui. E vediamo un po'. Vediamo se possiamo attirarlo magari con un bel fischietto. Vieni qua, amico mio. Però molto, molto fighi questi assassini, ridisegnati proprio in maniera fantastica. Eccolo. Vieni qua, amico mio. Benissimo. Mi ricorda molto Hitman Absolution questo stile di gioco, ragazzi. E mi piace davvero molto. A proposito, per quanto riguarda i giochi... Oh! Attenzione, 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 no! Mamma mia. Attenzione che sta salendo qui, ragazzi, Vediamo quello che possiamo combinare, che questo maledetto proprio si sta avvicinando. Vieni qua, bello. Ah, era una donna. Vediamo di metterlo qui a terra, leghiamolo magari con queste funi, appunto, queste liane che si ritrovano qui in terra. Bene. Allora, altri 13 real. Vi stavo appunto parlando di giochi stealth. Vabbè, a quanto pare la situazione è un pochino complicata, vi dirò questa informazione un pochino più avanti. 2 bersagli davanti a noi, ragazzi. La situazione sembra abbastanza complicata. Allora, come possiamo fare ad eliminarlo? Allora, uno continua ad avanzare. Allora, ragazzi, qua ci fanno secchi, Ci fanno secchi. Ci fanno secchi. Ho detto che ci fanno secchi. Mamma mia. Perfetto. Allora, qui mi è venuta una bella idea, però dobbiamo attendere qualche attimino. Perfetto. Allora, io direi di attendere che il pelato lì, che si accinge a camminare, torni appunto indietro immediatamente e usufruire della sua assenza per fare a pezzi l'altro. Bene, allora, eccolo che se ne va. Eccolo, ecco, ole! Vieni qua, amico mio. Perfetto, sono appunto la tua ombra, il tuo incubo peggiore. Perfetto. Allora, raccogliamo un po' di monetine. Come al solito ci fanno comodo, visto che ne ho spese parecchie. Date un'occhiata, ragazzi, all'inventario. Date un'occhiata. Avevamo circa 7000 real nel gameplay precedente, quindi vi posso far solo immaginare quanta roba ho acquistato per la nostra imbarcazione. Ve la farò vedere più avanti. Ok, eccolo. Eccolo. Davanti a noi solo qualche ragazzi, ma così non possiamo ucciderlo. Mi è venuta un'idea migliore. Fischiamo, 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 fischiamo. Ok, portiamolo qui. Vieni, amico mio, qua, 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 da questa parte. Non hai le allucinazioni, non è stato il pollo di ieri sera. Vieni qua, bello, perfetto. Ok, mi sa che possiamo depredare anche questo corpo e dirigerci immediatamente verso la zona superiore. Allora, attenzione ragazzi, che potrebbe essere difficile. Eccoli, lo sapevo io. Attenzione, vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Ok, perfetto, possiamo procedere. Andiamo, l'ultimo fuoco. Oh, no, 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 no. Meno male che siamo riusciti a salvare. Ultimo fuoco fauto, ragazzi. Benissimo. Allora, vediamo se possiamo procedere ancora in avanti. Arrivati in una zona, attenzione, abbastanza complicata. Il prossimo fuoco fauto è in alto, come dire, in quella zona superiore. Mi sento un pochino Brave the Rebel, ragazzi. Non so se ve lo siete visto, un film davvero fantastico alla ricerca dei fuochi fatui nella foresta per ritrovare magari una maga perduta. Allora, ve lo consiglio, ragazzi, film davvero molto interessante. Intanto vediamo un po'. Allora, io direi, questa è una sezione abbastanza strana. 3 bersagli davanti a noi in procinto, quindi di rimanere fermi. Ecco, proviamo ad andare a destra, ragazzi. Però là c'è un'altra guardia che rompe le scatole. Vediamo se c'è qualche altra possibilità. Attenzione, proviamo. Oh, no, no, no. Oh, attenzione, un cecchino. Un cecchino. No, 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 no. Mamma mia, ragazzi. Ci siamo salvati. Via, via, via. Forza, andiamocene via. Meno male che abbiamo una bombetta in mano. Capodanno è passato da un po', ma ancora abbiamo qualche bombetta in mano. Oh, mamma mia. No! Vieni qua, bello. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non so neanche come sono riuscito a farlo, però mamma mia. Grande presa. E là sopra c'era un cecchino, non me ne sono neanche accorto. Maledetto cecchino. Vediamo un pochettino. Allora, ancora c'è quella guardia che continua a girare. Sono anche donne, Allora, vediamo se questa sarà piuttosto facile. Vediamo se possiamo attirarla qui. Amica mia? Non è la farfalla che ti chiama, sono io, vieni qui. Attenzione, attenzione, speriamo che... Eccola, è solo lei. Bene, bene, attenzione al cecchino. No!
mamma mia, siamo riusciti a salvarci nuovamente, perché non è un pochino strana questa tecnica dell'afferrare, perché ovviamente dobbiamo essere molto vicini. Ok, allora, dov'è il cecchino, maledizione? Che qua vorrei spottare con la Q tipo Battlefield 4, però non li vedo. Allora, dobbiamo studiare la situazione. Potrei salire fin lassù. Ragazzi, qui ovviamente se veniamo scoperti disincronizzerà la partita e dovremo ricominciare da capo. Quindi attenzione. Allora, vediamo se alziamo la testa quello che succede. Non c'è nessuno, va bene. Procediamo dritto, vediamo un pochettino. Oh, lo sapevo io, lo sapevo. Attenzione. Attenzione, nell'ombra. Nell'ombra, che non ci vede nessuno. Qui c'è una foglia di banana davanti a noi. Benissimo. Allora, vediamo se possiamo salire da questa parte. Se non sbaglio possiamo procedere. Ok. Mamma mia, proprio indigeni i nostri amici. Ok, vediamo se possiamo attirare qualcuno. Abbiamo un pochettino di fiato in più, Edward, per attirare qualche guardia fin qua giù. Mi sa che non possiamo, eh? Allora, meglio calcolare bene. Allora, dobbiamo andare da quella parte. Però questa mi sembrava, ragazzi, l'unica strada adatta per procedere. Ok, perché di là non credo che si possa scalare la parete rocciosa. Quindi penso che questa sia l'unica zona. Guardate un po' le guardie però qui che via vai che hanno, eh? Non mi sembra molto... Vediamo... Attenzione, non c'è nessun altro modo. Vediamo. Oh, attenzione. Attenzione, ragazzi. Vediamo se possiamo prendere oh, no, attenzione. Allora, dobbiamo capire più o meno come fare. Io direi, ecco, allora, ci sono 3 guardie che continuano ad andare avanti e indietro. Dobbiamo farle fuori una alla volta. Però sicuramente non possiamo eliminarle contemporaneamente, perché ecco qua potete vedere che si muovono in maniera molto strana. Allora, attenzione, vediamo quello che possiamo combinare. Il nostro amico qua lo possiamo portare. Allora, vediamo. Eccolo, dai amico mio, vieni qui. Sono io che... Eccoci. Eccolo qua. Bello, vieni qua. Perfetto. Allora, vediamo se possiamo depredare. Prendiamogli tutto. Benissimo. Per sicurezza torno un attimo indietro, eh. Maledetti, alla ricerca proprio dei fuochi fauti, lo chiamo questo gameplay, proprio molto, come dire... caratterizzante. Ma io dico, ragazzi, questo che c'è appunto davanti a noi non si accorge più che non c'è il suo amico con cui stava parlando prima. Cioè, probabilmente mezzo ubriaco anche lui. Va bene, facciamolo fuori anche a lui, appunto. Questa atmosfera un pochino di attesa, di studio, mi ricorda molto Hitman. Quindi attenzione, vediamo un pochettino. È necessario aspettare, ragazzi, altrimenti se dovessimo cacciarli tutti come al solito sarebbe davvero un'impresa impossibile. Allora, attenzione. No. Perfetto. Oh, vieni qua, bello. Anche tu, perfetto, al tappeto. Deprediamo, benissimo, soffocato. Ottimo, anzi più che soffocato, legato. Allora, vediamo un pochettino. Altro bersaglio davanti a noi. Vediamo come lo possiamo... Non abbiamo qualche pietra da tirargliela in testa, aprirgli la testa in due, maledizione. Vediamo un po'. Adesso. Okay, scusate ragazzi se non vi do preavviso, però il momento giusto è difficile da trovare. Allora, stiamo procedendo sempre con calma. Tutti questi... Ah, abbiamo salvato! Grandi! Perfetto. Attenzione. Vieni qua, amico mio. Fatti una bella annusatina a terra. Attenzione alla popò di bue. Benissimo. Ok, allora a sinistra un bello scrigno, fumante addirittura, ragazzi. Guardate un po', sta fumando, è proprio messo sul braciere questo scrigno. Ok? Andiamo, vediamo cosa c'è all'interno. 210 real, benissimo. Allora, continuiamo. Vediamo. Allora, vediamo come possiamo far secco quest'altro ragazzone. Abbiamo completato quasi l'obiettivo secondario e questo sicuramente è un bene. Allora, vediamo un po', ancora continua a procedere quel ragazzo davanti a noi, però vorrei spostarmi in questo cispuglio a destra. Ok, perfetto. Ole. Allora, vediamo un pochettino. Io direi di chiamarlo con il nostro fischio, ovviamente, tranquillo. Allora, vediamo se riusciamo... Ma può essere anche un'ottima opportunità avvicinarci, eh? Vediamo se riesce a sentire. Mi sa che siamo troppo lontani, quindi vediamo di inseguirlo appunto all'interno della foresta alta. Bene. Calma. Oh, vieni qua, bello. Fantastico. Atterriamolo e vediamo di depredarlo nuovamente. Perfetto. Allora, vediamo quello che possiamo combinare. Allora, vediamo. Io direi che qui in basso appunto ci sono diversi uomini che continuano a rompere le scatole. Però magari possiamo utilizzare queste 2 rovine per arrivare dall'altra parte. Vediamo un po', però là c'è un'altra guardia e non ho visto dov'è il cecchino. Il fuoco fauto è ancora lì. Però vediamo un pochino. Allora, io direi... sì, mi
mi sa che dobbiamo scendere o addirittura saltare sull'albero. Vediamo un pochino quello che posso... che vorrei osservare bene cosa fa quella guardia là sotto, ragazzi. Vediamo, probabilmente rimane ferma, quindi vediamo se possiamo saltare. Ok? Benissimo, vediamo di saltare direttamente dall'altra parte per non dare nell'occhio. Oh, calma Edward, perfetto, perfetto. Ole, grandi. Allora, attiriamo anche quest'altro belloccio qui all'interno del nostro principale cespuglio. Vieni qui, amico mio, avanti, c'è un bel pugno, un jab destro di Apollo Creed che ti aspetta. Vieni qua, perfetto. Allora, saccheggiamo anche il suo cadavere, il suo corpo. Vediamo un pochettino, corpo più che altro, cadavere ancora vivo, Ok, allora, vediamo un pochettino. Allora, il cecchino... Oh, lo sa... È quello, maledetto, è quello, benissimo. Allora, ora che ti ho preso di mira, ringrazia appunto che non ti posso uccidere. E come facciamo ad arrivare fin... Chi è che si lamenta? Attenzione, vediamo un pochettino. Allora, come facciamo ad arrivare fin là sopra, ragazzi? Ho visto che c'è... Cioè, eccolo là, non abbiamo neanche un cannocchiale per dare un'occhiata. Allora, è lì che appunto si aggira. Vediamo se... Eccolo, ok, dobbiamo attendere... Ah, selettore armi, selezionare un'arma. Perché che armi abbiamo? Magari avessimo la cerbottana tanto stimata, potremmo addormentarlo, ragazzi. Ma questi indigeni qui non hanno cerbottane e roba del genere, perché ho visto che sulla schiena hanno qualcosa di diverso. Ma eccolo qua, non ha armi, maledizione. Allora, vediamo un pochettino, è lì che procede. Vediamo quello che possiamo fare. Allora, attendiamo. Eccolo, proviamo adesso, ragazzi, magari. Ok, perfetto. Perfetto. Ale! Mamma mia, che calcione! Gli abbiamo distrutto completamente la testa. Ok, attenzione. No, non esaltiamoci. Non esaltiamo. No, non è successo niente. Oddio, ci hanno ammazzato, ragazzi. Ci hanno beccato, ragazzi. Ci hanno beccato. Maledizione. Oh, vieni qua. No, ci hanno... Maledizione, non siamo riusciti a prenderla, ragazzi. Ci hanno proprio fregato. Mi è scappato il tasto appunto dalla mano. Però è stata davvero un'ottima mossa quella che abbiamo combinato. Vediamo se possiamo nuovamente introdurci ok, a posto. Siamo nuovamente in questa zona, a quanto pare. Vediamo se è vero. Abbiamo fatto secco quel ragazzo. Ah no, è ancora vivo. Ah, allora Allora, non è successo niente, ragazzi. Appunto, si è disincronizzato appunto il tutto perché... mi è scappata appunto la X, il tasto X, non sono riuscito a tenere il bersaglio fermo. Però non è successo niente di che. Vediamo se possiamo riprenderlo. Ciao amico mio, fatti un volo dall'altra parte. Mamma mia, che violenza. Ok, allora vediamo di ragionare. Ok, mettiamoci qui. Allora, James Kidd, prossimo fuoco fauto. Dov'è James Kidd, maledizione? Vediamo un pochettino. Non trovo l'indicatore appunto di direzione. Dove dobbiamo andare? Vediamo, probabilmente dobbiamo procedere dritto. Va bene, proviamo a cercare. Vieni qua, amico mio. Vediamo se possiamo attirarlo. Mi sa che è troppo burbero. Oh! Mamma mia, l'abbiamo scampata, ragazzi, l'abbiamo proprio scampata, perché sicuramente questa non era una delle strade più tranquille da attraversare. Comunque ci siamo proprio, attenzione, ci siamo proprio buttati nella fossa dei leoni. Adesso come usciamo da questa posizione, maledizione? Vediamo un pochettino. Eccoli, perché quei due rimangono fermi lì, quindi sicuramente non abbiamo possibilità. Vediamo un po' quello che possiamo combinare. Io dico, ragazzi, che è opportuno tornare un attimino indietro. Questa è una zona completamente sbagliata. Ok, vediamo se possiamo girare. Andiamocene via. Ok, perfetto. Allora, sicuramente hanno eliminato la loro attenzione dalla nostra parte. Io direi di procedere a destra. Questa zona un pochettino dissestata, però è abbastanza tranquilla. Ok. Attendiamo che la nostra amica si giri. L'unica cosa che mi fa un pochino pensare è che non trovo più un altro fuoco fauto, ragazzi. Vediamo se possiamo procedere. Ok, perfetto. Andiamo da questa parte. Benissimo. Ok, superiamo il tutto. Grandi. Allora, vediamo dove possiamo andare. Allora, deve essere appunto da queste parti là. Ah, ok, appunto, non troviamo più quella sorta di fuoco fauto perché siamo proprio nella zona considerata. Parla con James Kidd, vediamo dov'è. Mi hai fatto fare tutta questa strada, tutto questo sudore, mi dovrò fare un altro bagno. Mi hai cacciato in un guado. Sì, infatti. Era dei monaci a guardia del tesoro di cui mi parlavi. Ho detto che conoscevo un segreto, non che era facile. Ah, ecco. Apriamo questa porta e ti mostrerò cosa c'è dentro. Speriamo che c'è qualcosa di interessante, dopo tutta sta fatica. Si avvicini a qualcosa. Me lo sento. Capitano Kenway. Dov'è l'assassino Duncan Walpole? Morto e sepolto. Ha cercato di uccidermi. Non ci dispiace che sia finito così.
Ma tu hai portato a termine il suo tradimento. Perché? Puntavo solo al denaro. E questo dovrebbe consolarmi? Hai ucciso i nostri fratelli e sorelle a La Habana. Lui ha il senso, mentore. James mi ha detto che hai trattato con i Templari là. Hai visto l'uomo che chiamano il Saggio? Sì, Riconosceresti il suo volto se lo vedessi ancora? penso di sì. Devo esserne certo. Non una parola. Vieni. Infatti, non abbiamo capito se James Kidd è un maschio oppure femmina. Ma vedremo più avanti. Cioè, missione completata però. Ottimo lavoro. Nulla è reale. Vediamo. 90%. Ma ce la siamo cavata abbastanza bene. Vediamo un po'. Mi hai cacciato in questo casino senza dirmi niente, Kid. Mi dici chi diavolo era quel buffone poco fa? Atabai. L'assassino. Il mio mentore. Quindi sei membro di una qualche religione? Siamo assassini e seguiamo un credo, sì. Non ci sono né clero né dogmi da seguire. È pura saggezza. Su, racconta. Voglio sentire. Nulla è reale. Tutto è lecito. L'unica certezza del mondo. Tutto è lecito. Mi piace questo motto. Posso pensare come voglio e agire come voglio. Tu ripeti le parole, ma non ne cogli il Non senso. fare l'altezzoso con... Oh, attenta amica mia. Oh, lo sapevo io che c'era qualche trappola là tipo Indiana Jones, roba del genere. E ora? Come facciamo? La strada qui è bloccata. Quella deve essere una porta. Già. E deve esserci il modo di aprirla. Un meccanismo nascosto. Come un capestano. Quei blocchi lassù. Prova a muoverli. Altri fuochi fatui, benissimo. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Si inizia la strada dell'avventura alla Indiana Jones, o per dire meglio alla Tomb Raider. Benissimo. Allora, vediamo se possiamo sfruttare questi tronchi tipo rampicanti. Attenzione che qua ci ammazziamo, stiamo attenti. Vediamo di utilizzare il tronco numero 1 dalla nostra parte. Benissimo. Blocchi lassù potrebbero muoversi con un po' di peso. Certo, amica mia. Allora, vediamo un pochettino. Questa... Oh, ok, quello che proprio volevo fare. Benissimo, procediamo. Attenzione a questo ramo. Vediamo un po'. Bene. Allora, vediamo se possiamo procedere. Ok, un passo alla volta, amico mio. Oh, lo sapevo. È mica una scala di corda. Lo so. Un attimo, calma. Allora, ok, anche lei dall'altro lato. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Ottimo intuito, amica Quindi mia. quei templari davano la caccia a voi, vero? Finché non sei arrivato tu a scombinare tutto, noi inseguivamo loro. Scappavano come topi. Ma ora la situazione si è ribaltata. Ok, dove dobbiamo andare? Passa tu avanti, perfetto, sai tu la strada, se vivi in queste rovine, quindi vai tu avanti. Benissimo, ok, ops, mamma mia, sono molto più agile di te a quanto pare, Allora, dove dobbiamo andare? Mi scusi, passi, Il meccanismo perfetto. della porta sembra rotto. Cerchiamo un'altra strada. Forza, amico. Ti seguo un attimo, perfetto. Ok, un salto del genere, calma, mamma mia. Ci siamo fatti per una bella doccia. Allora, dove sei? Eccola. Dobbiamo immergerci, ce l'abbiamo un pochettino di fiato, benissimo. Allora, vediamo di nuotare. Sacche d'aria, allora, nuota in su per trovare sacche d'aria. Una bella campana d'aria possiamo trovarla. Ok, allora, andiamocene. Mamma mia ragazzi, non ho mai nuotato. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando, amico mio? Allora, calma. Allora, vediamo di andare. Ok, calma. Ok, non ho potuto leggere. Allora, scalta in su, perfetto, in questo modo. Allora, è una grotta sottomarina, quindi, maledizione, non riesco. Non ho mai nuotato così presto. Ok, allora, vediamo se riesco a capire il meccanismo. Andiamo, attenzione alle stalattiti. Attenzione, mamma mia, proprio nuotatori proprio pessimi. Ok, dai che ce la facciamo. Meno male che il nostro Edward ha una grande capacità. Ce l'abbiamo Hai fatta. ancora del fiato? Sì, per fortuna. Abbastanza da maledirti, Kid! Ok, torniamo nuovamente sott'acqua. Allora, tieni premuto RT per nuotare più in fretta. Ok, proprio quello che volevo fare. Ecco, finalmente ho capito il sistema. Ok, andiamo. Ok. No, non ho capito niente. Mannaggia, andiamo.
Andiamo. Siamo probabilmente in una grotta sottomarina. Ragazzi, questo mi fa ricordare un po' il film Sanctum. Non so se ve lo siete visti. Siamo alla ricerca, speleologi proprio, alla ricerca di qualcosa di perduto. Il punto di unione con il mare. Ok, andiamo. Perfetto, siamo in una bella grotta nel Xanadu Salta Tublacan. Perfetto, andiamo. Grandi. Deve esserci un vero tesoro. Il tesoro. Già, Spero che ciò che ci aspetta alla fine del percorso valga la pena. questo dipende da te. Come? Da me. Ciò che intendo mostrarti ti farà girare la testa. Oh. Spero che tu possa reggere all'emozione. Vedrò di farcela. Eh sì, armati ce la faremo di sicuro. Ah, il tempio dobbiamo raggiungere. Dov'è il tempio? Ah, in alto sicuramente ci sarà un fuoco fatuo là sopra. Allora, devo andare io? Sicuramente tu non mi segui, va bene. Troviamo una via, ragazzi. Ok, attenzione, ci siamo rotti un piede. Calma, calma, allora, vai avanti tu o vado avanti io? Va bene, vai avanti tu, perfetto. Ok, una bella scultura al genere che ci piace a noi, ovviamente genere Maya. Andiamo, qualche bella rovina. Mi mancava ovviamente questo stile Assassin's Creed, ragazzi. Eccoci qua. Ok, perfetto. Ah, vai tu, perfetto. Grandi. Oh, attenzione ai pipistrelli, li odio, ok. Ottimo lavoro. Ah, ancora noi dobbiamo procedere. Vabbè, ormai la strada sembra semplice. Mi ricorda molto il vecchio Tomb Raider, ragazzi. Davvero, c'era anche un'atmosfera simile. Ok, allora, vediamo che possiamo fare. Eccoci qua. Il gran tesoro di cui parlava il tuo mentore. Non somiglia affatto all'uomo che chiamano il saggio. Mi spiace. Aspetta. C'è un ultimo enigma. Vedi? Enigma? Queste statue sono come quelle di prima. Ma hanno immagini incise sopra. Sì. Ci sono immagini incise anche a terra, ma di altro genere. Una corrispondenza forse. Ma qua. Mi sa che ci troviamo di fronte a un bell'enigma. Vediamo se possiamo risolverlo. Allora, con queste leve che cosa possiamo fare? C'è una differenza fra gli animali sulle statue e quelli sui Sì, va bene, sulle statue. Non Ma la quali vedi? statue? Allora, le statue devono essere quelle. Sì, questi sono predatori. Gli altri prede. I predatori quindi Quale attaccano le predatore prede. si abbina a ogni preda. Ah, Ecco, ma io vorrei capire dove. Giusto, ecco la corrispondenza. Abbinare predatori e prede. Ho capito, però vorrei. potresti usare quella leva per Sì, spostare va il bene, segno però per voglio terra. capire qual è il Stavo per predatore. dire la stessa cosa. Allora, forse quello è una specie di drago. Quest'altro è un uccello. E quest'altro qui, vediamo un pochettino, sembra una specie di tigre. Quindi vediamo un pochettino di muovere il tutto. L'uccello sicuramente prende come obiettivo principale il serpente. Quindi vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, vediamo. Risolvi l'enigma della statua. Così muoviamo. Potresti darmi una mano? Ah, perché ovviamente lei ci aiuta a muovere. Ah, forse ho capito. Possiamo spostare questi massi che ci sono qui. Vediamo un pochettino. No, possiamo solo Saliamo arrampicarci. su quelle rocce, Kenway. Infatti, avevo. Sì, dove sei, amica mia? Ah, sei qui? Ok, saliamo su queste rocce. Ok. Allora, proviamo da questa parte. Grandi, vediamo un pochettino. Ok, proviamo sulla sinistra. Ok, questa è una specie di roccia. Forse si muoverà con il nostro peso. Vediamo un po'. Eccoci qua, benissimo. Così funziona, benissimo. Amica mia, puoi farmi un favore? Puoi farlo anche tu dall'altra parte? Vediamo se ci riusciamo, ragazzi. Ok, benissimo. Allora, saliamo in alto, saliamo. Maledizione, vediamo se possiamo metterci meglio. Capire se queste rocce sembrano stabili. Ok, vediamo di abbassare anche questo pesettino. Ok, vediamo se è giusto. Però Così non va bene. dobbiamo calcolare. Allora, il coccodrillo non è un leone, è un coccodrillo. Benissimo, allora vediamo di salire. Il coccodrillo che cosa va a prendere come animali per quanto riguarda il suo cibo? Cioè non saprei, credo che mangi un po' di tutto. Vediamo cosa c'è qua a terra. Allora, una scimmia, ma potevo disegnare un po' meglio. Un pesce, addirittura, vediamo da questa parte. Un altro pesce, addirittura qui, un serpente. Il serpente va sicuramente con l'uccello. Ok, quindi vediamo un pochettino di muovere. Forse ho capito, il pesce va, ok, giriamo. Darmi una mano? Perfetto. No, maledizione. Andiamo così. Non va. Potresti darmi una mano? Sì, amica mia, un attimo, però voglio capire come funziona. Allora, dobbiamo mettere il verde con il verde sicuramente. Vediamo se così può andare.
Mannaggia, vediamo un pochettino. Il blu può andare, però come facciamo a spostare il rosso appunto in un'altra zona? Lei ci ha detto potresti darmi una mano a far cosa? Vediamo un pochettino. Allora, vediamo se possiamo spostare questo dannato rosso. Allora, arrampichiamoci. Allora, vediamo se ci riesce qualche cosa. Andiamo, attenzione a non distruggere tutto il meccanismo Maya, ragazzi. Ok, ok, saliamo, saliamo. Avanti, mettiamoci da questa parte. Ottimo lavoro. Vediamo un pochettino. Avanti, perfetto. Ecco. Non sembra la posizione giusta. Sì, perché è bloccato. Però come facciamo a spostarlo? Lo so anch'io. Come facciamo a spostare quindi questa zona? Mannaggia, ci deve essere un modo. Allora, proviamo intanto ad abbassare l'azzurro. Questo potrebbe darci una mano. Ok, proviamo. Avanti, 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 proviamo il tutto. Ah, maledizione, ancora. Allora, saliamo. Allora, proviamo a spostarlo. Ragazzi, scusate, ma per risolvere questi enigmi ci vuole un pochettino di attenzione. Olè! Allora, il primo passo è stato fatto. Allora, a quanto pare abbiamo sbloccato qualcosa. Una bella faccia appunto inerente al contesto Maya. Va bene, allora, vediamo un pochettino. Dobbiamo spostare questa dannata leva. Vediamo un pochettino. Oh, allora, spostiamo. Ruotare le leve. Ok, ok. Come facciamo appunto ad alternarli, maledizione? Ah, ho capito, perfetto, era un gioco da ragazzi. Benissimo, benissimo. Allora, facciamo lo stesso procedimento. Ok, ovviamente era un giochino. Beh, c'era un pochettino di ragionamento e ce l'abbiamo fatta. Ah... Ecco, potete vedere ragazzi, mi piace questo genere di giochi. A proposito, ci siamo appunto introdotti all'interno dell'ambito del mistero e ho visto che vi è piaciuto molto Runway a Road Adventure, quindi sarà appunto un mio piacere continuare quella saga, come appunto ho visto dai vostri commenti. Arriveranno quindi dei nuovi gameplay su quel game appunto nei prossimi giorni. Ok, benissimo, abbiamo ragionato con calma. Potete vedere nelle cose che appunto non so per quanto riguarda gli enigmi, passa un po' più di tempo. Ok, benissimo, allora spostiamo anche l'ultima leva. Bene, basta così. Perfetto. Allora, vediamo se possiamo tirarlo giù. Ottimo lavoro, amico mio. Dai che ce l'abbiamo fatta. Avanti che lo gettiamo a terra. Il coccodrillo. Benissimo. Grandi, vediamo un po'. Cristo, è lui, il saggio. Questo Ah, vero? ha centinaia di anni. Ben di più. Certo che sia lui? Ma è una Sì. donna, James. Non c'è Lo discussione. conosco dagli occhi. I templari hanno detto... Ah, ve lo che ricordate, voleva il ragazzi? saggio. Hanno raccolto il suo sangue in un piccolo cubo di vetro. Come questo? Già. Volevano anche chiedergli dell'osservatorio, ma è scappato. Ah. Abbiamo finito qui. Bene ragazzi, a quanto pare il tesoro si ritroverà dall'altra parte. A quanto pare il segreto sepolto del saggio 100%, ottimo. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo gameplay. Il tesoro lo troveremo all'interno della prossima avventura. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima avventura, ciao a tutti.